Sa combinare l'amore per lo sport e i motori con la promozione del territorio. Dal 21 al 23 maggio torna la Mittel European Race, che raggiunge quest'anno il traguardo della 10ª edizione. La manifestazione si sviluppa tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia lungo un itinerario che attraversa il Collio, la pianura e le colline friulane, toccando quest'anno anche le località colpite dal terremoto del 76. Abbiamo voluto sottolinearlo proprio durante il nostro percorso, tutte le zone terremotate, per far vedere ai partecipanti quanto bravi sono stati i friulani alla ricostruzione dopo quel disastroso terremoto del 1976. Passeremo al forte di Osopo e poi anche durante la cittadina di Venzone, che sarà uno dei punti focali proprio del nostro percorso. Accanto alla parte agonistica, la Mid Race Tour Cup porterà una selezione di moderne sportive e supercar. Trieste sarà ancora una volta il fulcro dell'intera manifestazione. Piazza Unità d'Italia ospiterà i momenti principali della gara e il concorso di eleganza e sportività Città di Trieste. C'è anche il concorso fotografico. È stata una bella idea l'anno scorso, le adesioni sono state, per cui speriamo che anche quest'anno ce ne siano ancora di più e quindi che tutti i fotografi, anche amatori, ci seguano durante questi 3 giorni. Sempre in Piazza Unità d'Italia si svolgeranno inoltre le attività di Trieste for Safety Friuli Venezia Giulia sul fronte della sicurezza stradale. Eravamo in Barcolana a fare un test con le ACI del Friuli Venezia Giulia, torniamo in Piazza Unità alla Mittel European Race, parleremo del progetto For Safety FVG, progetto sostenuto dalla Regione che finanzia le ACI del Friuli Venezia Giulia, e con l'AC di Trieste ci saremo in piazza e nei 3-4 giorni. Quindi ci saranno anche degli stand della Polizia Locale, di ACI e della Polizia Stradale che promuoveranno il tema della sicurezza stradale. Il servizio di Laura Buccarella ci ha ben introdotto a queste 4 giornate tra Mittel European Race, la gara di bellezza, di eleganza delle Ferrari, ma anche il tema della sicurezza stradale. Ne parliamo con Riccardo Novacco, organizzatore, presidente di SD Adrenalinica e presidente dell'Automobile Club di Trieste. Ben trovato Novacco. Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti. Allora, innanzitutto c'è da dire che si tratta della 10ª edizione di una manifestazione che grazie, diciamo, al traino delle auto classiche, delle auto storiche, porta tantissima gente sul territorio a Trieste, quindi anche un evento che promuove il turismo nella nostra città, e in questo caso, in occasione del 50ennale del terremoto del Friuli, si estende la vostra passeggiata turistica per il Friuli Venezia Giulia, che attraversa le 4 province ma arriva fino ai luoghi che furono devastati dal terremoto. Esattamente, siamo molto contenti del risultato e di essere il 10° anno, che non era scontato, cioè tenere il passo di un evento di questo tipo, che è di alto livello e che comunque implica un anno di lavoro per farlo comunque come va fatto a regola d'arte, e siamo contenti del risultato. La piazza oggi si sta allestendo, diciamo che partiremo giovedì verso le 15:45 dalla Piazza Unità d'Italia con questa carovana. L'evento quest'anno, come diceva lei giustamente, gli abbiamo dato una prevalenza nel ricordo del 1986, di quel 6 maggio che ha visto protagonista la Carnia del terremoto, e fino lassù arriveremo, perciò a Gemona piuttosto che Osopo, piuttosto che Venzone, saranno paesi che, in collaborazione con i sindaci di quei paesi, andremo in qualche modo a sensibilizzare tutte le persone che partecipano a questo evento, che non sono italiane, ma l'evento è un evento internazionale perché arrivano anche dall'estero, a cercare di spiegare che cosa succedeva 50 anni fa in Carnia e quanto è stato capace il Friuli di rimboccarsi le maniche e fare quel gioiello che tutti noi vediamo oggi. Allora, andiamo innanzitutto a spiegare quella che sarà la Mittel European Race, la sfilata di auto classiche per il Friuli Venezia Giulia. Si parte giovedì pomeriggio. Giovedì pomeriggio 15:45 partiremo dal palco in Piazza Unità d'Italia, ci sposteremo lungo il Collio per arrivare fino a Butrio, dove
la carovana pernotterà, perché facciamo un 50% del percorso, perché la mattina del venerdì alle 8:30 da Butrio partiremo e la nostra direzione sarà Gemona dei Friuli, proprio per quello che si diceva poc'anzi sul rievocare un po' quello che è successo al terremoto. La carovana è composta in due soluzioni, in due situazioni. Diciamo c'è la gara super classica, che ovviamente per vetture d'epoca, che partiamo dal 1926 come vetture che parteciperanno a questa manifestazione, dove ovviamente faranno 580-600 km in Friuli Venezia Giulia in 2 giorni e mezzo, con 113 prove su questi cronometri che noi abbiamo sulla strada, che poi valutano e fanno tutti i tempi con delle prove di media. Insomma, faremo una partenza ovviamente da Butero che ci porterà fino alla su, per rientrare poi a Trieste il venerdì sera alle ore 18, dove le macchine le potremo vedere anche ai triestini e turisti in Piazza Unità d'Italia, per poi ripartire il sabato mattina alle 8:30. Partiremo alla volta della Slovenia questa volta, andremo in direzione Coglio, faremo il Coglio sloveno, faremo tutta la valle del Burda, arriveremo fino a Gorizia, ci fermeremo in piazza Transalpina, ci saranno i sindaci ad accogliere questa carovana che, ripeto, è composta da una situazione di una cinquantina di vetture che fanno una competizione pura, e mentre al seguito un raduno turistico che fanno più o meno lo stesso percorso, ma che se la godono la giornata, non hanno l'ansia del cronometro, ma sicuramente del vedere i nostri panorami mozzafiato, assaggiare ovviamente il nostro prodotto enogastronomico che contraddistingue la nostra regione, perché anche questo va detto, certo. L'evento è un evento che crede moltissimo dalla prima edizione nel cercare di portare queste persone, queste vetture straordinarie nei più bei posti che il Friuli Venezia Giulia riesce a offrire. Diamo qualche curiosità, perché ovviamente l'appassionato vuol sapere magari alcuni tipi di vetture che troverà in competizione o potrà vedere in Piazza Unità. Ma sicuramente ci sarà una vettura denominata Amilcar, ci sarà una 1750 Alfa Romeo, stiamo parlando 1926, 27, 30, quegli anni lì. Sono delle macchine che comunque partecipano alla Mille Miglia storica italiana, che è la gara più famosa al mondo. Sono delle macchine che comunque sono tenute a regola d'arte come ovviamente sono nate all'epoca, perciò lascio pensare a voi guidare delle macchine di questo tipo, che sono prevalentemente quelle più anziane, sono scoperte, perché parliamo di macchine che vanno solo il vetro davanti, perciò anche quando c'è brutto tempo o piove le macchine corrono ugualmente sotto la pioggia, estate, inverno, perciò, come dire, una passione forte ci deve essere alla base di tutto per cercare di fare queste manifestazioni sportive agonistiche, che sono un campionato a tutti gli effetti. Abbiamo un campionato italiano, c'è un campionato italiano anche per le vetture moderne, anche questo va detto. Trieste è riuscita a portare a casa anche per il secondo anno il campionato italiano regolarità per vetture moderne, perciò le vetture moderne che partecipano saranno prevalentemente delle vetture Ferrari, che peraltro una parte partecipano alla parte competitiva, una parte invece a quella del raduno. Poi domenica, se non sbaglio, spazio alle Ferrari. Giusto? Spazio anche alle Ferrari, indubbiamente, ma spazio anche a quello che è il concorso d'eleganza Città di Trieste, organizzato dall'ACI Storico, dall'ACI Sport nazionale e col patrocinio dell'ACI di Trieste, dove da sabato vedremo un museo a cielo aperto con 25 vetture, prevalentemente anche di linea sportiva, che partecipano a questo concorso di eleganza straordinario, con una giuria internazionale, con personaggi di assoluto rilievo mondiale, che saranno a Trieste per 3 giorni, a valutare la miglior vettura esposta, che sfilerà ovviamente da mezzogiorno in poi della domenica 24 maggio in Piazza Unità d'Italia, e in quella mezz'ora, 3/4 d'ora di sfilata verrà ovviamente proclamato il vincitore del concorso di eleganza Città di Trieste. Poi un'iniziativa che, quando me la spiegava il Presidente prima, facevo fatica a crederci, ma in realtà è un'iniziativa dedicata ai non vedenti, che faranno da navigatori attraverso delle note in linguaggio Braille. Scuderia Mite, denominata così, una scuderia che già è il 3° anno che partecipa a Trieste. Quest'anno ci saranno 3 persone ipovedenti che saranno sedute vicino al guidatore, perciò faranno da navigatori,
e sostanzialmente il roadbook, così denominato il libro che i navigatori leggono per ovviamente percorrere le strade, il percorso che sa da fare, le prove speciali, verrà e viene riprodotto in braille, perciò quella modalità che gli ipovedenti, utilizzando le mani, riescono ovviamente a leggere. E devo dire la verità, sono straordinariamente delle persone che fanno questo sport, che riescono, nonostante essere ipovedenti, riescono a portare a casa risultati esattamente uguali alle persone che non hanno questo problema. Allora, l'altro aspetto è che la Regione ha creduto fortemente in questo progetto legato a tutto tondo alla Middle European Race che arriva al decennale, sia dal punto di vista, che parlavamo anche prima, no? Del territorio, dell'aspetto turistico, ma anche della sicurezza. Infatti torna il progetto Trieste for Safety. For Safety, esattamente. La Regione crede fortemente sulla sicurezza e credo che sia cosa buona e giusta. L'assessore Roberti di riferimento sulla sicurezza in Friuli Venezia Giulia è molto felice di poter aver dato il ruolo alle 4 AC del Friuli Venezia Giulia, perciò Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste, che si adoperano sul territorio a fare degli eventi legati alla sicurezza o degli eventi dentro gli eventi, come in questo caso. Noi avevamo già fatto un test in Barcolana, in Piazza della Borsa, che era andato molto bene insieme a tutte le forze dell'ordine. In questo caso lo rifacciamo, ci sarà con noi la polizia locale e la Polstrada, ci saranno dei simulatori, ci sarà un track, anzi molto interessante, che va sicuramente visto. Venite a vederlo in Piazza Unità, ci sarà sicuramente in tutte le giornate. Ci sarà una smart a bordo dove si potrà salire, ci sono dei istruttori e faranno la simulazione, che poi una simulazione non è, perché è un vero cappottamento che può toccare a tutti noi guidando la nostra automobile e capire all'interno di questa smart, essendo al volante veramente, che cosa significa cappottarsi con la macchina e che cos'è che si deve fare per poter ovviamente slacciare una cintura, uscire da un finestrino se sfortunatamente incappi in un incidente. L'anno scorso eravate io e Paolo Roberti che avete dovuto provare l'esperienza a testa in giù, diciamo. Esattamente. Bene, allora cosa manca nel racconto di questa 4 giorni? Manca che invito tutti veramente a venire a vedere, perché la piazza, oltre ad essere colorata straordinariamente con della moquette bellissima, vedrete che bei colori, prende la piazza e speriamo ci siano dei turisti, ma venite a vedere l'arrivo. L'arrivo è previsto alle ore 18 di sabato 23 maggio, direi che da 10 minuti prima sicuramente ci saranno delle ragazze che attraverso la musica faranno dei balli straordinari. Sono le ragazze di Arianna che si dimostreranno nella sua totalità e bellezza del ballo che fanno in queste occasioni, e perciò la piazza sarà anche colorata di musica e colorata di ballo. Bene, allora avviso anche per i nostri operatori, andremo a fare le immagini dell'arrivo della manifestazione, che insomma colora anche Piazza Unità e diventa anche un appuntamento interessante per i triestini, ma per i tanti turisti che ormai insomma inizia anche la stagione in cui riempiono la città. Certo, va detto ancora una cosa, che per dare le informazioni corrette, non ci avevamo pensato negli anni precedenti, quest'anno ci abbiamo pensato, ci sarà un totem in Piazza Unità a 4 facciate da 2 metri, perciò insomma su tutte e 4 facciate ci sono i programmi di tutto ciò che accade in Piazza Unità d'Italia da giovedì fino a domenica, perciò anche che cos'è fate qua, che è la classica domanda dei triestini, che cos'è che state facendo, diciamo lo troverete con orari molto specificati in modo da valutare qual è la cosa migliore che volete vedere. E tra l'altro insomma c'è più di qualche coregionale, no, che partecipa? Sì, assolutamente, ci sono anche, ovviamente c'è qualche triestino, però dico prevalentemente, devo dire c'è un rallista internazionale, De Croo, che peraltro francese, che ha vinto per 3 volte il Rally di Monte Carlo, giusto per fare un nome importante, ma ci sono sicuramente i 10 migliori piloti italiani del settore della regolarità, i 10 milioni a Trieste ci sono sicuramente. Benissimo, grazie a Riccardo Novacco, naturalmente appuntamento anche per i nostri servizi dedicati alla Middle European Race nel corso del weekend. Restate con noi perché tra poco alle 13:20 c'è il telegiornale meridiano. Grazie e buona giornata a tutti.
Bentrovati con una nuova edizione meridiana del telegiornale di Tele4. Il giorno dopo l'incendio nel palazzo di Viale D'Annunzio, costato la vita alla 77enne Susanna Lenard, abbiamo raccolto la testimonianza di una vicina di casa residente al piano sovrastante, il sesto, che ha tentato invano di salvare la donna bussando alla sua porta e poi chiamandola anche al cellulare. Purtroppo non ha ricevuto alcuna risposta. Alle 7:40 circa sono scesa per andare a un appuntamento e mi sono accorta di sto fumo che usciva. Sono scesa sotto e al quinto piano suona dalle persone vicino, la signora che con il cagnetto l'ha uscita anche lei, dice se la signora accanto. Prova a svegliarla, invece non rispondeva e il fumo era proprio denso che usciva fuori. L'ho chiamata anche al cellulare pensando che magari dorme, così sente il cellulare, si sveglia e non ha risposto. Questo è il racconto dell'inquilina che risiede al sesto piano del palazzo di Viale D'Annunzio 79, che scese le scale a livello sottostante durante l'incendio, ha cercato in tutti i modi di salvare la 77enne Susanna Lenard, ha bussato alla porta, ha suonato al campanello, l'ha pure chiamata al cellulare, ma niente. Con ogni probabilità la donna era già morta sul suo letto, considerando che il corpo è stato trovato carbonizzato dai pompieri che hanno dovuto sfondare la porta. I vigili del fuoco, insieme con la squadra della polizia scientifica, indagano sulle cause del rogo. Una delle ipotesi rimane quella della sigaretta lasciata accesa e forse pure di un contestuale malore della donna, ma al momento dal comando di Via Dalviano viene riferito che non c'è ancora alcuna certezza sull'innesco che ha provocato l'incendio, i 13 intossicati e l'evacuazione completa del condominio. L'appartamento andato in fiamme è stato posto sotto sequestro dalla polizia in attesa delle indicazioni della magistratura, mentre tutti gli altri inquilini sono rientrati a casa nel pomeriggio. Il giorno dopo la tragedia sono molte le persone a ricordare Susanna, la pensionata appassionata di musica e canto, era stata responsabile infermieristica di Casa Bartoli, la struttura per anziani comunale di San Luigi. A ricordarla con affetto Flavio Pauletti, direttore della struttura complessa di Asugi, che si occupa di gestione delle prestazioni sanitarie e dell'attività sociosanitaria. Susanna ha lavorato con me per molti anni, era direttrice della Casa Bartoli, una casa di riposo, una persona veramente sempre molto disponibile e presente e un punto di riferimento per tutto il gruppo professionale degli infermieri di Casa Bartoli. Una persona che insomma si spendeva molto per gli altri, da quello che abbiamo capito. Assolutamente, anche questo, lei era veramente con le persone anziane, le attiva, le faceva sorridere, le faceva partecipare per quanto possibile. Davvero una collega importante con cui ho lavorato benissimo, sono molto dispiaciuto. Passiamo decisamente ad altro. 30 studenti del liceo Carducci Dante di via Corsi di Trieste positivi alla tubercolosi. La notizia è stata confermata alla nostra emittente poco fa dal direttore generale di Asugi Antonio Poggiana a margine di un convegno a Gorizia. L'intervista la sentiremo nel telegiornale della sera. Vi faccio una sintesi: nessun allarme, la situazione è sotto controllo, gli studenti sono asintomatici, non ammalati. C'è da dire però che sono state testate un centinaio di persone, un centinaio di studenti, non tutti quelli che frequentano la struttura, quindi come dire gli esami potrebbero estendersi a tutti gli studenti del liceo Carducci per verificare eventuali ulteriori positività alla tubercolosi. Tutto è iniziato a seguito di una ragazza che si era ammalata a dicembre. Da lì era scattato il piano di profilassi. Ribadiamo però che i 30 positivi sono al momento asintomatici. Maggiori dettagli nel corso del nostro telegiornale della sera. Rimane acceso il dibattito sulla vicenda delle scolaresche di Marostica portate durante il viaggio di istruzione a Trieste in Piazza della Libertà in mezzo ai migranti. È arrivato un comunicato del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Marostica che afferisce appunto alle classi in gita a Trieste. Sentiamo cosa dice.
2 fitte pagine di comunicato rivolto a genitori, alunni, docenti, personale ATA. Le ha firmate il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Marostica, Gianluca Garlini, a una settimana dal viaggio di istruzione a Trieste e Aquileia svolto da 2 classi quinte della primaria. Il preside, facendo chiarezza sui fatti, ribadisce che il viaggio di istruzione del 12 e 13 maggio scorsi è stato effettuato nel pieno rispetto delle procedure amministrative e col pieno consenso preventivo dei genitori. L'attività svolta in particolare nel capoluogo giuliano in Piazza della Libertà era l'atto conclusivo di un articolato e strutturato percorso interdisciplinare di educazione civica. Non è stato, ribadisce la scuola, un evento estemporaneo o isolato. In aula gli alunni hanno svolto un percorso di analisi dei diritti essenziali degli esseri umani con riferimento alla Costituzione italiana, specie all'articolo 2, la lettura e la riflessione sul testo "Per questo mi chiamo Giovanni" di Luigi Garlando. Infine hanno svolto, come gli stessi ragazzi avevano raccontato nelle loro testimonianze, un laboratorio sensoriale di preparazione all'interno di un locale della scuola, utilizzando un percorso tattile proposto dai docenti. Quest'ultima attività era propedeutica al successivo gesto di solidarietà. In piazza, scrive il dirigente scolastico, l'iniziativa si è svolta in piena e totale sicurezza. I pasti sono stati distribuiti in collaborazione con l'associazione di volontariato Fratelli Resistenti di Bassano, con la supervisione dei 5 docenti accompagnatori e di 18 volontari, tra cui un medico di Marostica, oltre ad altri sanitari, educatori e forze dell'ordine. Solo una parte degli alunni ha effettivamente distribuito i pasti, altri hanno scelto liberamente di non parteciparvi. Qualcuno ha consegnato ai migranti dei calzini, un altro gesto, sottolinea la scuola, concordato con le famiglie. La dirigenza critica poi con forza la registrazione e la diffusione del filmato con le testimonianze di alcuni alunni, girato senza autorizzazione né della scuola né dei genitori. La scuola si riserva ogni azione legale per garantire la riservatezza dei bambini. Infine viene ribadita l'alta valenza formativa del progetto, che ha portato i giovani studenti a constatare che i diritti umani sono necessità concrete che richiedono azioni reali di inclusione. Ringraziando le famiglie, i docenti e tutti coloro che hanno espresso vicinanza alla scuola, il preside respinge qualsiasi strumentalizzazione della vicenda e scrive che si è trattato di un atto di umanità e rispetto per il prossimo, azione che prescinde da posizioni politiche. Oltre a questo, a Marostica è stata invece avviata una petizione, una raccolta firme a favore dell'iniziativa fatta dagli insegnanti della scuola, e su questo abbiamo sentito il parere del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Io dico, chi ha fatto questo ha sbagliato, chi ha usato i bambini ha sbagliato. Così il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza sul caso della gita di classe della quinta elementare di Marostica in Piazza Libertà e sulle polemiche scaturite nei confronti degli insegnanti, accompagnati dai volontari dell'associazione Linea d'Ombra che si occupa dei richiedenti asilo, che hanno portato gli alunni in mezzo ai migranti proprio davanti alla stazione centrale, dove si susseguono settimanalmente episodi violenti alla luce del sole, come ricordato anche dal prefetto di Trieste Giuseppe Petronzi a Ring. Nel senso che nel momento in cui, come è emerso dalle cronache, nel giro di un mese ci sono un paio di coltellate, sono stati portati dei bambini nei posti dove ci sono state delle coltellate. Poi il sindaco di Trieste ha espresso la sua posizione sulla raccolta firme avviata nella città veneta a sostegno dell'iniziativa delle maestre dell'istituto. Sinistri, è un classico, loro si comportano così, loro pensano sempre di avere ragione. Invece io dico che i bambini sono sacri e non abbiamo bisogno di questo tipo di manifestazioni, anche dopo aver speso 22 milioni di euro per i minori stranieri. 22 milioni di euro, tanto per spiegare ai cittadini, sono circa 44 miliardi di vecchie lire. Il primo cittadino della città della Bora è tornato anche sull'ipotesi di denunciare le maestre della scuola di Marostica, poi tramontata a seguito del parere dell'ufficio legale del municipio, ravvisando però anche questioni di sicurezza sanitaria rispetto a quell'escursione che sarebbero state, secondo Di Piazza, messe a rischio dagli accompagnatori. Però dico, usare i bambini, io dico tutto possiamo fare, meno i bambini sono sacri, dico portare. Ti faccio una domanda, e se per caso un bambino che era scalzo mi saliva sotto un chiodo o un pezzo di vetro? Punto di domanda, cosa succedeva?
Queste le parole dunque del sindaco di Piazza. Proseguiamo invece con la politica su Trieste, in particolare il Partito Democratico che scende in campo contro il fenomeno del disagio e della violenza giovanile. Ha presentato una mozione con la quale si chiede proprio alla Giunta di Piazza di farsi promotrice di queste istanze quanto mai urgenti. Il servizio di Gianluca Paladin. Siamo qua oggi in Piazza Venezia sulle Rive alla luce di quanto accaduto nelle notti del 9 e del 17 maggio. Sempre più spesso si assiste a risse fra giovani e giovanissimi in pieno centro, episodi di violenza, degrado e disagio, con l'abuso di alcol come catalizzatore. Le conseguenze di fatti del genere sono pesanti per tutti, da chi rimane ferito a chi si ritrova l'auto parcheggiata sulla pubblica via con vetri e specchietti rotti, fino ai danneggiamenti subiti dai locali. Durante le risse non mancano sedie che volano e tavoli ribaltati. Il Partito Democratico di Trieste scende in campo presentando una mozione, primo firmatario il consigliere Luca Salvati, con la quale si chiede alla Giunta Comunale di agire tempestivamente. L'appello rivolto in primis al sindaco di Piazza, farsi portavoce di queste istanze al tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica che periodicamente viene convocato in prefettura. Un aumento dell'organico delle forze di polizia che sono in sofferenza, si chiede di ripristinare la figura del poliziotto di quartiere, un serio piano di videosorveglianza, visto che il decreto sicurezza fa riferimento anche a dei fondi per i comuni, e si chiede, anche interfacciandosi con i parlamentari, che si facciano carico presso il Ministero della Pubblica Istruzione di portare avanti, potenziando quelli che sono una serie di progetti educativi, coinvolgendo possibilmente le famiglie. Ecco perché chiederemo anche la convocazione di un nuovo consiglio straordinario sul tema della sicurezza. Il prefetto, in un'intervista che ha rilasciato proprio alla vostra emittente, ha osservato come spesso ci si soffermi sull'ultimo miglio, su quando i reati vengono commessi, mentre sarebbe importante intervenire a monte su quelle che sono le situazioni, i contesti in cui si generano queste situazioni. C'è tutta una parte anche ricordata dal comandante della polizia locale che riguarda proprio anche la prevenzione e l'educazione dei ragazzi. Mi ricordo per esempio in questa zona non tanto tempo fa anche i progetti contro l'utilizzo delle sostanze, un utilizzo consapevole, venivano comunque organizzati perché era un'area centrale della Movida e probabilmente bisognerebbe riprendere anche un discorso educativo che aiuterebbe a contrastare questi fenomeni. Allora, proseguiamo con la presentazione dell'assestamento di bilancio comunale. Assessore Bertoli e sindaco di Piazza ne hanno parlato questa mattina. Più risorse per servizi sociali, cultura, manutenzione di grandi opere. Presentata oggi appunto la variazione di bilancio che mette in campo nuovi fondi tra l'anno in corso e fino al 2028. Bernardo Gulotta. La variazione di assestamento del bilancio comunale porta nuove risorse per servizi sociali, cultura, manutenzioni e grandi opere con interventi distribuiti tra il 2026 e il 2028. Una parte significativa delle entrate deriva da contributi regionali, in particolare per il sociale, il verde pubblico e la promozione della lettura. Sul fronte della spesa corrente il 2026 concentra gli stanziamenti più consistenti, previsti 1.800.000 euro per trasferimenti straordinari ai teatri cittadini e oltre 1 milione per eventi e servizi legati al Natale e al Capodanno. Per quanto riguarda la parte corrente, 1.800.000 euro per il finanziamento dei musei e teatri, 1 milione di euro per gli eventi natalizi, ma parliamo anche di 550.000 euro per quanto riguarda la manutenzione del verde urbano, 400.000 euro per l'area sport, 600.000 euro per gli arredi scolastici, 1.200.000 euro per l'area cultura, quindi una variazione molto corposa. Sul fronte degli investimenti la variazione di conto capitale vale complessivamente circa 182 milioni di euro. Tra gli interventi principali tornano la riconversione dell'ex fabbrica macchine, la riqualificazione della piscina Bianchi e la cittadella dello sport e della salute a Montebello, sostenuti anche da project financing privati. Nuovi fondi regionali e statali finanzieranno inoltre il restauro di Palazzo Gopcevic, lavori alla scuola Sauro, al Conservatorio Tartini e gli interventi nell'area di Piazza Libertà con la già annunciata recinzione, costo 1.200.000 euro. Le risorse che stanziamo ulteriormente per quanto riguarda strade e marciapiedi, che si aggiungono ai 5.400.000 euro stanziati nel 24 ai 2 milioni di euro stanziati nel 25, ne stanziamo ulteriori 3 milioni di euro per strade e marciapiedi, onde consentire all'area competente di partire immediatamente con le procedure di gara e i lavori importanti che la città aspetta. Il sindaco infine ha anticipato che da luglio potrebbe tornare disponibile il parcheggio del piazzale retrostante il Silos.
Allora, ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per le ultime su traffico, viabilità, asfaltature in corso con il commissario della Polizia Locale, Fulvio De Grassi. Buongiorno. Sì, buongiorno Stabile a lei e tutti quanti i cittadini in ascolto. Diciamo una mattinata un po' movimentata per quanto ci riguarda, ma più che altro per lavori stradali che hanno richiesto rimozioni, soprattutto anche per riprese cinematografiche che avviso già da adesso ci saranno dalle 21:30 altre, sempre riprese cinematografiche nella zona di via Roma, via Mazzini, con chiusura a spot, perciò attenzione, ci potrebbero essere dei disagi, ripeto, dalle 21:30 di questa sera. Per quanto riguarda la mattinata trascorsa, come incidenti un solo danni e adesso stiamo rilevando una caduta autonoma di un motociclista o ciclomotorista in strada di Fiume, incrocio strada per Catinara, non dovrebbe essere niente di tragico. Abbiamo parlato di lavori, invece ha parlato lei, anzi di lavori di asfaltatura. Di sera la via Milano è stata fresata, questa sera doveva iniziare l'asfaltatura e come in via Milano anche in Passo Pecorari, via Retti, piazza San Giovanni e una zona di via Carducci vicino alle vie appena nominate. Ricordo che è chiusa nuovamente la galleria Carso della GVT in direzione Trieste fino al 28 maggio, perciò potrebbero esserci dei disagi. Ancora questa sera dalle 19 alle 20 è prevista una commemorazione in via Grizia, avremo il nostro personale in loco per viabilità. Altre cose particolari in agenda non abbiamo, il traffico al momento è scorrevole, tranquillo, la giornata anche meteorologicamente buona, perciò speriamo nel proseguio del pomeriggio e vi saluterei. Grazie al commissario De Grassi per tutte le informazioni. Dopo la pubblicità parliamo di basket, della gara 2 a Brescia della Pallacanestro Trieste che poi giovedì giocherà al Palarubini. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Abbiamo seguito in diretta ieri sera al Caffè dello Sport l'esito della gara 2 a Brescia di playoff fra la Germani Brescia e la Pallacanestro Trieste. La formazione di casa stavolta ha vinto per 90-82 dopo la formazione dei giuliani in gara 1. Quindi serie in parità, 1-1, si va a gara 3 al Palarubini a Trieste giovedì sera e sicuramente ci sarà anche una gara 4 sabato, ma la serie si profila come una serie molto lunga, stando agli addetti ai lavori. Brescia pareggia la serie sfoderando la forza della second unit con Nan e Kwonu decisivi e Bilan a torreggiare da dominatore nell'area giuliana. Trieste però non molla un istante, dimostrando tutta la voglia di restare agganciata al match con una difesa arcigna, purtroppo non supportata da percentuali e circolazione di palla paragonabili all'esordio di playoff di sabato scorso. Una serie di indizi che portano a pensare che quella fra la leonessa Brescia e i biancorossi potrebbe essere una serie molto lunga. La cronaca ci porta una partenza ancora una volta di marca triestina con Bannan, Ramsey e Ross che portano gli ospiti sul 7-13. I biancoblù, con le spalle al muro dopo la prima sconfitta, chiariscono subito le intenzioni di giornata cercando in post Bilan e Barnell, oltre che affidandosi all'efficacia al tiro di Rivers per un controparziale di 10-0. Le buone intenzioni di Toscano Henderson, ancora una volta positivo, si traducono in 4 punti in fila per il 21-19 di fine primo quarto. Dopo aver di nuovo messo la testa avanti con il messicano, arriva il momento di Nan, che nella partita in cui Della Valle esce quasi dai giochi per una botta alla gamba, diventa assoluto protagonista del primo tempo, con 12 punti dalla panchina e percentuali vicine al 100%. Accanto a lui Kwonu, che con 3 triple quasi consecutive spezza la difesa di coach Taccetti. Al parziale si sommano le storie tese fra Ruzier, purtroppo fuori
fuori partita, e Kuonu, che fruttano 4 tecnici con pure Brown e Ndura a pagare il parapiglia a metà campo. Sul meno 13 però Trieste non crolla, ma ha l'intelligenza di concentrarsi possesso dopo possesso nel rientrare. Il 49-42 di metà gara è quasi un lusso, considerata la fiammata degli uomini di Cotelli. Nella ripresa il cannoniere Ramsey mette 2 triple che portano Trieste nuovamente a contatto e va in scena una frazione di bella pallacanestro. Al mini break di Brescia, che sale sul +7, risponde Ross. Al nuovo strappo di Nunn e Rivers replica Toscano Henderson per il 68-63 a 10 minuti dal termine. Quando più conta però, ecco di nuovo Bilan, che trova soluzioni difficili da contenere per i lunghi nostrani. I suoi canestri e la tripla di Rivers marcano il +10 interno. I biancorossi non riescono a sfruttare al meglio un antisportivo su Brown, e Della Valle, unica tripla del match, mette le olive nel Martini. Serie sull'1-1 si prosegue giovedì al Palarubini. Allora, sentiamo le parole di coach Francesco Taccetti in sala stampa dopo la sconfitta in gara 2, che se ne va appunto da Brescia con la serie in parità e quindi con il fattore campo a favore, perché Trieste, qualora vincesse le 2 partite casalinghe, ovviamente passerebbe il turno e accederebbe alla semifinale scudetto. Non sarà facile però. Questa sera a Brescia ha messo tanta energia in campo, ce lo aspettavamo, ed eravamo anche, in realtà siamo stati anche bravi, pur aspettandoci a iniziare bene la partita, a segnare presto all'inizio della partita, metterci il ritmo e trovare un giusto abbrivio, che era quello che volevamo fare. Poi però abbiamo sofferto un po' in attacco contro la second unit. Questa sera siamo stati un poco disciplinati negli spacing offensivi contro la difesa aggressiva ed i cambi della loro second unit, e abbiamo preso un primo break più o meno nel secondo quarto, a cavallo tra il primo e il secondo quarto, e poi da lì siamo stati sempre ad inseguire. Comunque sono contento della mia squadra, perché lotta, perché non si dà mai per vinta. Anche quando siamo andati sotto abbiamo provato sempre a reagire, e sicuramente adesso dobbiamo un attimo resettare. È stata una partita, come avete visto, insomma intensa, come è normale che capiti nei playoff. La forza in questo momento nostra deve essere quella di resettare, di svuotare la mente ed essere convinti che andiamo in casa a giocarcela per vincere. Allora, ricariche per autobus elettrici sono state inaugurate del sito di Broletto di Trieste Trasporti, una stazione con 12 punti di ricarica, un progetto interessante che si innesta sulla strada green intrapresa dall'ex municipalizzata. Con il taglio del nastro nel comprensorio del Broletto, Trieste Trasporti ha inaugurato la nuova stazione per la ricarica elettrica degli autobus, uno degli interventi più rilevanti realizzati negli ultimi anni nell'ambito del piano di transizione energetica dell'azienda. La struttura dispone di 12 stalli per la sosta e la ricarica simultanea dei mezzi, ciascuno dotato di una colonnina da 150 kW, ai quali si aggiungono altre 2 postazioni laterali vicino alla palazzina esercizio. L'investimento complessivo ammonta a 1.800.000 euro e rientra nel programma di rinnovo della flotta sostenuto anche da fondi PNRR. Il cantiere, durato 7 mesi, ha previsto inoltre la realizzazione di una tettoia predisposta per un futuro impianto fotovoltaico. Quindi ambientalismo non a parole ma nei fatti, transizione energetica per anticipare il 2030, quello che deve essere appunto la riduzione delle emissioni. In quella data metà flotta della Trieste Trasporti, 130 autobus su 260, saranno elettrici, forse anche di più, a dimostrazione di un'azienda leader in Europa, una delle migliori flotte in Europa, e quindi questo è l'obiettivo che ci diamo. Entro settembre 2026 la flotta elettrica di Trieste Trasporti raggiungerà quota 40 mezzi. Attualmente sono operativi 25 autobus elettrici tra Yutong e Rampini, mentre altri 15 veicoli entreranno in servizio dopo l'estate. Ogni giorno nella nuova stazione vengono ricaricati mediamente 20-21 autobus, con un'erogazione complessiva di circa 2.500 kWh. Il piano di sviluppo proseguirà dal 27 maggio con l'avvio dei lavori per una seconda stazione di ricarica da 26 punti complessivi.
Entro il 2028 è prevista inoltre un'ulteriore struttura nell'area del deposito San Marco con 75 punti di ricarica. Gli interventi rientrano nel programma infrastrutturale di Trieste Trasporti fino al 2030, che prevede investimenti per 101 milioni di euro e una flotta composta per oltre il 50% da autobus elettrici. Investimenti molto importanti, questi sono 12 centraline di ricarica per oltre 1.800.000 euro di investimento, ma è solo l'inizio, come hai giustamente detto, perché da qua al 2030 dovremo averne molti di più, perché avremo metà della flotta a emissioni zero. Una sfida iniziata qualche anno fa e che stiamo continuando e stiamo rispettando i tempi. Bene, allora è tutto per questa edizione meridiana, ci vediamo questa sera alle 19:30, sempre su Tele4.